sa che innanzi quando gli ero zitto, andavo a cogliere i castagni anche i miei parenti, sotto il collo della vaccia. Una vaccia? Sotto il collo della vaccia abbiamo una castagnetta con i miei parenti, codini i castagni. La vaccia si trova tra Audè e... Da mezzo a Udè a Cuzzà, a Zico. il collo della vaccia. E qua è vero, codini i castagni e poi c'è una valina castagnina i miei parenti. Poi c'è una tonna e mezzo l'anno di valina castagnina, dunque ci voglio codire i castagni, ci voglio andare nelle chiose di settembre, ci voglio chiudere le chiose, ci voglio pulire i luca, ci voglio a mettere Luca in stato per pulire i castagni. Dopo codimi i castagni, e mica che parecchi 3-4 tonni di castagni codimi. Dopo ci voglio mettere in un canniccio, a seccarle. Un canniccio per fare il canniccio. Si mette il fuoco sotto per mettere i castagni su. Buona, un canniccio o seccatoio, per seccare i castagni. Come si fa il canniccio? Il canniccio innanzi lo faccio in cui mettini per esempio i canteda. Ma in una casetta? Una casetta, una casetta, un caseto. Un caseto in pietra mettini, facendo un solaio. Un Ma il solaio era fatto con canteda e grigliaggio vino, sai, il grigliaggio per fare un piastro. Per fare il dinaggio. Grigliaggio vino, allora facendo i piccoli, i vitti di pudono. I vitti di pudono, i vitti di castagni. Messi così in lungo, un bioto a mezzo di una vita che l'altra. E ponini i castagni annanto. E a mezzo c'erano i canteda per tenere questi vitti di pudono. E dopo la castagna seccaia così, e dopo quando è secca, facendo la valina di castagnino. Ma per fare la valina, ti spiego una parola, nemmeno quando ero zitto faccio una valina. C'è 3 qualità di castagni. Del no, c'è 3 Conosci il nome di castagni? Tagliari. C'è la prima castagna che parla è la radulaccia. La radulaccia? La chiamano la radulaccia. So pudono innanzitutto. C'est-à-dire, in francese, des châtaigniers qui ont été greffés. Innanzitutto? Voilà, châtaigniers sauvages qui ont été greffés. Donc, le pudono, in corso si dice pudono innanzitutto, voilà, innanzitutto, radulaccia. Radulaccia. Dunque, questi qui, lampaiano i castagni, radulaccia, ma erano i castagni meno dolci. Così. Ma erano i più belli, erano i primi a cascare. Ma erano i più belli per la valina castagnina, per la buona ragione. Erano i più inzuccherati, erano i più minori per seccare. Si caglia più presto. Si caglia più presto. E con questi qui facevamo la valina. Dopo c'era la campana. La campana era una castagna un poco più maiore, che era buona di noi, e che si poteva fare la valina non con questi qui. Ma era appena più maiore. E dopo c'è la campana, c'era la salvatica. La salvatica è una castagna di pudono. I pudono non erano mica innanzitutto. Salvatica. E facevano i castagni più grossi, ma meno inzuccherati e meno buoni. Era fatto per i porci, no? Era salvatica. E dopo c'era un altro pudono. Quando andiamo a coda, aveva un pudono che io non trovo più, che si è sparito, non ne trovo più di questo pudono qui. Lo chiamavano un cucitoio. Un cucitoio? Un cucitoio. I castagni chiamavano i cucitoio. Perché cucitoio? Perché erano i castagni grossi, ma è vero, stavano così, e questi si godivano che paccoccio. Paccoccio per mangiarli così, per mangiarli cotti. Per fare pappiati di nuovo. Voilà, per mangiarli cotti. Perché questi castagni qui non li potevi mica trasformare in farina, perché erano troppo rossi e non gli mica a seccare completamente. Perché la castagna, ciò che la zicca, per passare a un mulino. Più è minore, più zicca più presto. Voilà. E se non è mica zicca, per passare a un mulino, perché un mulino sono 2 macine, chiamano i macine, sono 2 petri ronde così, 2 cantone ronde che vodono così, e qui da sotto metti una castagna, palane castagna a mezzo e macinare. Ma se la castagna non è mica zicca, se è moda, la castagna impastaia a pietra e dopo ci voglio acciuccarla tutta. Da un castigo. Era un castigo, ci voglio acciuccarla tutta in a punta per poter cacciare la pasta, perché sennò macinava più. Ma la castagna non è mica zicca, noi chiamavano la primudona. A primudona? A primudona chiamavano, e la castagna non era mica bensì. Come si può tradurre in francese, a primudona? La première donnée? In francese, no, c'est pas la première donnée. In francese, elle est molle. Primudona? La primudona, elle est molle. C'est le châtaigne qui est molle. E se elle est molle,
et passe pas dans le moulin. D'accord, j'ai capito. Et passe pas dans le moulin, ça fait comme une pâte, et cette pâte, si tu veux, elle colle sur la pierre, et ça empêche, ça empêche les autres châtaignes de se transformer en farine, de bien s'écraser. Donc, chiamano a primo dono. E domani sto passai, per esempio, i castagni zicchi, andando a sapere traguire in un mulino, e se i castagni non erano mica ben secchi, ebbe un mulinaio, un lipidaio amico, perché ti dicevo c'è troppo travado. Non già mica travado. Cioè a voltare a seccare bene, che è secca, è duro, così che è duro, per pulire immaginare, cioè. D'accordo. E dunque dopo facevo una farina con questi castagni qui, ma attenzione Giulia, andare con i castagni, Giulia, pulisci cosa. Ora Giulia, metto un basto, Giulia, a preparare un mulo o l'asino. Per far girare No, ma un mulino di Landagine era un mulino a acqua. Acqua, parlavo più, D'accordo. E passai andando un mulino e faceva tornare i roti. Faceva tornare i roti. Dopo nei tempi in 80. Ma come si chiama sul mulino? Si chiama Uvragno, no? No, Uvragno. Uvragno che dia la differenza tra Uvragno e un mulino? Uvragno è quello che prende la livi, papà. La livi, è per la livi Uvragno. Pallolio. Questo era Uvragno, Vrangiare la livi. Vrangiare la livi. Vrangiare la livi per trasformare. E macinare i castagni e fragnare la livi. No, un mulino per prendere la livi e un mulino per pallolio. D'accordo. E un mulino fatto di maniera a prendere la livi e ti faccio l'olio qua. E Uvragno, questo diceva a mandare a prendere la livi, vuol dire a mandare a fare l'olio con la livi. Ma era Uvragno, non era mica un mulino, non è mica le stesse che un mulino per i castagni. È differente. Per i castagni è un'altra parte, è vero un più. Un altro sistema. Vengono tante differenti castagne, ad inteso a castagna gentilommi. Ho inteso parlare di castagna gentilommi, sono più buone da mangiare che si faccia con la costa. Questa non la conosco mica. L'ho inteso in Sonza. A castagna gentilommi. Bah, la conosco mica. No? Perché c'era la castagna che si dà ai porci e che si mangia in casa. Come taglio di tannanze conosco tre qualità. Di castagne. La prima qualità è a radulaccio. È una castagna più minore, più inzuccherata, e questa è la vera per fare farina. Dopo c'è la campana, che è un poco più grossa, che bene dopo, tu vuoi fare dopo dono, è un poco più tardiva. Questa è la campana, e dopo c'è la castagna salvata, un po' dono con il mica innanzitutto, e dopo c'è la castagna a cucitoia. Questa è una castagna che si cuoce, una castagna più grossa che una poca cuoce questa, è buona cotta. Castagne rosse, buona, poi mica secca, perché non secca mica, perché è più grosso, è più grosso, bene più male a seccare.